Amici di Storia, buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati, eccoci qua per un'altra puntata. Buonasera. Puntata dedicata al mistero, Frida, questa ti riguarda, eh? Sì. Il mistero, tu sei il mistero più grande di DTV, lo sai? Sì. Non si sa per quale motivo, Lo ma sai sei qua. che Dimmi. io adoro questa puntata, Cominciamo bene, vero? mister, lo so, perché ti senti, stasera farai da cavio, lo sai, Esatto. quindi ti divertirai perché proverai tantissime tecniche esoteriche, insomma, vediamo, stasera Una ti serie di divertirai. esperimenti che a me piacciono. Che te piacciono, quindi puntata dedicata insomma a tutte quelle che sono, tra l'altro, cose veramente nuove vi proponiamo questa sera, insomma. Vediamo, Non le abbiamo mai viste, poi aspettiamo un attimo a presentarle perché dobbiamo prima ringraziare chi? Ringraziamo Shampoo presso il centro commerciale Globo di Lugo che si occupano sempre delle mie acconciature. Guarda Maurizio, questo che meraviglia, Shampoo fa miracoli, l'abbiamo detto più di una volta. E ringraziamo anche Twin che è ovviamente a Imola, centro cittadino storico in via Emilia 198. Salutiamo anche la Manuel e Elisa che si occupano dei miei outfit. Grazie a tutti, Grazie, sono veramente ragazze. Molto bravi e belli, insomma ti vestono in maniera insomma è merito loro, è merito loro. Allora è merito anche insomma dei nostri amici della CNA perché di settimana in settimana, come sapete, ci danno poi quelle piccolissime pillole insomma per quanto riguarda i consigli fiscali. Questa sera pensa Frida abbiamo il presidente della CNA, appunto il signor Cavini. Sentiamo. Un po' di roba. Buonasera a tutti, ciao Maurizio. Io sono Cavini Paolo, presidente della CNA Imola. Il 27 aprile abbiamo fatto il rinnovo delle nostre cariche associative in un'assemblea estremamente partecipata. Questo mandato è un mandato quadriennale che quindi è appena iniziato, sarà un mandato dove noi riteniamo dovremo raggiungere importanti traguardi. Questi traguardi quali sono? Lavoreremo perché la CNA diventi per le imprese associate, per quelle che lo diventeranno, un punto di riferimento per gli imprenditori. Lavoreremo perché la CNA Imola diventi un luogo dove gli imprenditori si possono confrontare fra loro. La CNA Imola deve diventare un insieme di competenze che generano opportunità per le imprese, perché l'impresa genera occupazione ed assieme all'occupazione si genera la ricchezza, che è una cosa estremamente importante per i territori. Essere imprenditore e fare impresa è un'esperienza di vita molto importante. La CNA vuole essere di supporto perché questa avventura sia, oltre che essere importante, sia un'avventura concreta. Maurizio, ti saluto, buon lavoro a tutti come sempre. E ringraziamo il presidente Paolo Cavini, appunto presidente di CNA, grazie Paolo per il consiglio, insomma per quello che ci hai appena detto, e cominciamo subito a presentare i primi ospiti. Io sapete che tutte le settimane voglio un'associazione sportiva e questa settimana ho voluto reinvitare perché c'è un progetto importante insomma che è appena andato a buon fine, è appena stato presentato, e abbiamo la scuola di pallavolo Diffusione Sport col presidente Pasquale De Simone. Ciao Pasquale, ben ritrovato, assieme a Moreno Toselli, non l'avevo in scaletta, te l'ho fatto dire, ho fatto prima. Bene, ben arrivati, ciao ragazzi, mi raccomando, ragazzi, insomma, che siete da dietro, insomma. Ciao ragazzi, mi raccomando, dopo vi voglio sentire anche la vostra voce, come vi chiamate, nome e cognome, così le conosciamo un po' tutte, una parte, vero Presidente? Una piccola parte. Una piccola parte, bene, ottimo, complimenti. E poi Maurizio, non ci dimentichiamo anche Roberto Zardi che è il dirigente. Assolutamente sì, che c'è anche il dirigente, e non ci dimentichiamo neanche della nostra Milena, che è qua in mezzo, no. che questa Ciao, sera Milena. la nostra Milena ha male un dente, lo sì, sai? Ha il dente del giudizio che finalmente gli sta crescendo. Certo, è vero. sta crescendo. Ma perché è normale? È vero? Che dici Paolo? È vero che è normale? Il dente del giudizio fa parte dell'astro? Non si sa, non c'ha l'astro, non ce l'ha. No, io sto già prendendo la tangente della allora presentiamo gli ospiti. Così partiamo e poi Maurizio può interagire. Sì, così col dentino. Siamo in compagnia di Floriana Gentilini, buonasera. E questa sera presentiamo la carta degli angeli. Le mie carte, sono le mie carte. Le carte degli angeli. Poi abbiamo Giampaolo Tagliaferri, astrologo, sei già stato nostro ospite, è sempre un piacere averti qui. Ben arrivato Giampaolo. Grazie. Marino Fantuzzi, sensitivo, buonasera. Buonasera a voi. Nadia Fabrico, presenterà i tarocchi egiziani, ben arrivata. Buonasera. Gabriella Pozzanti, numerologa, buonasera Gabriella, è stata anche lei nostra ospite, sempre un piacere di averti qui.
e Anna Maria Cattacchio, appassionata di rune e sistemi mantici. Buonasera a tutti. Allora, tante cose nuove queste sere, io sono quasi emozionato, Frida. Sì. Devi star pronta perché ti coinvolgeranno secondo me in più occasioni. Poi io sono molto contenta, lo sai, amo quando mi fai fare gli esperimenti. Lo so, poi soprattutto questo genere di esperimenti. Allora, cominciamo da Floriana, perché Floriana, ciao Floriana, ben arrivata. Ciao Maurizio. Che cosa sono queste carte degli angeli? Io giuro è la prima volta che sento parlare delle carte degli angeli. Beh, c'è sempre la prima volta. Dunque, le carte degli angeli non sono carte di divinazione, sono carte appunto che portano messaggi di consapevolezza, sono messaggi di guida, di conforto e di aiuto da parte degli esseri di luce, che sono appunto gli angeli, che non hanno niente a che vedere con la religione. Gli angeli sono esseri di luce che sono con noi in qualunque momento per aiutarci e guidarci. Quindi le carte sono appunto dei messaggi guida per portare consapevolezza a delle situazioni che secondo gli esseri di luce noi in questo momento dobbiamo sapere. Ecco, tu dici che noi abbiamo sempre gli angeli che ci seguono, quindi. Sì. Ma questi angeli cosa sono? Perché noi abbiamo l'immaginario dell'angelo con le ali, è l'essere umano che ha dovuto dare una forma. Ma cosa sono questi? Come sono? Che figura? Chi sono? Allora, sono energia pura. Energia pura. Energia pura, ogni angelo ha il suo colore. Dovresti tenere il microfono un pochino più vicino. Okay, esatto, perfetto. Okay. Grazie. Ogni angelo ha il suo colore e chiaramente si manifestano con dei segnali, quindi non è che si visualizzano in carne ed ossa o sotto delle forme. Amano far sentire la loro presenza con i numeri. Stasera abbiamo anche una numerologa, esatto, quindi magari con i numeri doppi, che possiamo, i numeri doppi, con i cuori, con le piume, con l'arcobaleno, con tanti segnali per farci sentire la loro presenza, la loro guida e la loro protezione. Ecco, io come mi accorgo di avere a fianco un angelo? Adesso, a parte lui che più che un angelo questa è una montagna, come mi accorgo che c'è un angelo, una presenza di un angelo, che mi dicevi prima con i numeri doppi piuttosto? Allora, innanzitutto i segnali visivi. Allora, ognuno ha il suo modo di percepire le energie sottili, quindi la prima, magari quella più pratica per noi, è il visivo. Quindi riuscire a vedere innanzitutto, la cosa più semplice è la sequenza dei numeri doppi, quindi le targhe, l'orologio 14-14, 11-11. Quindi questi sono segnali? Sono segnali. A me capita spesso. Ecco, non avevo dubbi. Non avevo dubbi. A me capita spesso, soprattutto l'orologio. Ecco. Quasi sempre lo vedo doppio. Quando mi capita perché di si ubriaca la sera. Vuol dire meno aperitivi consiglia l'angelo Aperol. Dai, smettila, che sono seria. Quelli sono messaggi angelici, in base al numero l'angelo ti vuol dire un messaggio. E io come faccio a interpretarlo? Non lo capisco ovviamente, perché vedo, non conoscendo l'argomento, no? Esatto. Ma per uno che gli capita 14 e 14, cosa ti verrebbe eventualmente da dire tu? Chiediamo forse quella dei numeri alla nostra numerologa. Adesso i numeri degli angeli sono codificati da 0 a 999, quindi c'è proprio un libro apposta per andare a consultare. Ah, ok. Sì, quindi... Gabriella, in merito a questo, visto che tu sei la numerologa stasera, che cosa ci puoi dire? Allora, io non ho mai approfondito l'argomento numerologia assemblandola agli angeli, perché è un argomento che io non conosco. E per me invece la numerologia riguarda proprio il nome e cognome e la data di nascita di una persona, la frequenza che ha nel suo ritratto numerologico in base a questo. Ecco, allora, cominciamo dall'inizio, visto che allora non riusciamo a collegarci, poi magari sentiamo meglio da Floriana dopo. Perché io collego i numeri, certo, sì, energie sì, però non li abbino alla persona. Allora, innanzitutto cos'è la numerologia, Gabriella? Così vediamo un attimo di dare... La numerologia è praticamente decifrare il proprio nome, ridurre il proprio nome, che non è un ridurre, ma è, lo scoprì Pitagora, quindi ancora avanti Cristo, che abbinando i numeri dall'1 al 9, principalmente, il mondo si è formato dall'1 al 9, e poi dopo ci sono le eccezioni dei numeri doppi, alcuni dei numeri maestri e tutto quanto. Però dall'1 al 9 si può abbinare a tutto quello che è vita. Quindi abbinando il numero alla gematria, cioè guarda al nostro alfabeto e quindi lo divide in vocali e consonanti.
Ogni vocale, ogni consonante, anche se ha lo stesso numero, ha una frequenza diversa. L'alchimia dei numeri è quella che ci dà la nostra frequenza. Quindi noi siamo sintonizzati, ci siamo sintonizzati in questa vita, in questo percorso di vita, su alcune frequenze e non su altre. Di conseguenza, anche questa energia, chiamiamola come si vuole, cioè però ci dà un ritratto di noi stessi. Noi siamo leggibili in tutte le nostre parti del corpo. Non siamo un libro aperto. Di più, veramente. Due libri aperti. Sì, infatti, 3 libri aperti, via, c'è la lettura delle mani, c'è chi legge le mani, c'è chi legge attraverso i piedi, c'è chi legge attraverso le orecchie, c'è chi legge attraverso gli occhi. Quindi tutto. Noi, nella nostra fisionomia, nel viso non si può nascondere niente, di conseguenza nel nostro viso ci sta scritto tutto. Il nostro corpo è riproducibile in tanti punti del corpo. No? E quindi siamo veramente una pagina bianca e noi non lo sappiamo. Sì. Bene. Bello. Altro argomento, l'astrologia, sì. Perché comunque il nostro amico Giampaolo, che lui è fantastico, perché si presenta con tutte le informazioni possibili e immaginari. Ce l'hai dentro tu l'astrologia. E lui di numeri se ne intende, Maurizio. Un po' è nata con me, certamente, poi dopo man mano che uno va avanti col tempo si affina e quindi certe cose emergono. Ecco, cos'è l'astrologia? Spieghiamo un po' per spiegare. Astrologia vuol dire discorso, discussione sugli astri. Cioè gli antichi facevano queste cose per pochi eletti, per dare delle informazioni a coloro che comandavano e portavano avanti determinati pensieri dando delle simbologie al cielo e dando anche la possibilità di vedere come funzionava il cielo sopra di noi. Tu Giampaolo, ovviamente, io adesso credo che utilizzi molto i numeri, tu ti basi molto sui numeri. Dà anche i numeri, no, dico nel senso può capitare di dare anche i numeri, no? Nel senso li dà, lo sappiamo, può succedere che no, dai. No. Però ti basi molto sulla numerologia anche tu. L'astrologia è matematica e per quello che fa parte di una branca, in un certo qual modo, della scienza vera e propria, perché senza matematica noi non andiamo da nessuna parte. È vero, è vero. Tu di quanti anni ti occupi di astrologia? Orientativamente, io sono partito per una curiosità che mi arrivò a casa una mia ospite nel lavoro che facevo, io facevo agriturismo giù in Sardegna e in questa modalità lei mi disse: io sono tua ospite, ti offro determinati transiti, ti offro la rivoluzione solare. Io incontrai la rivoluzione solare così per la prima volta nel 1990, fu strepitosa. Cos'è questa rivoluzione solare? Perché entriamo nel merito subito. La rivoluzione solare è un calcolo astronomico che si fa ogni anno, che si sovrappone al tema natale e di lì si vedono determinati effetti dell'anno a venire, con una bellissima e specifica dimensione di precisione. Bene, ci fermiamo, dopo approfondiamo questo discorso. Assolutamente. Sulle rivoluzioni. Creiamo questa curiosità, perché poi vogliamo andare ad addentrarci in tutte queste... Chiediamo anche a Nadia Fabbri, i tarocchi egiziani, sono sincera, non li conoscevo, che cosa sono? Sono i tarocchi egiziani, ma non li ho mai visti. In 2, 4 mi verrebbe da dire. Allora, non sono molto famosi, Nadia. I tarocchi egiziani sono ovviamente un mazzo di carte, come possiamo ben immaginare e intuire. Sono diverse dalle altre, perché questi non nascono come carte da gioco, quindi sappiamo, no, la storia dei trionfi dei tarocchi che sono nati come carte da gioco. Questi non sono nati per questo motivo qui. Girarli così li facciamo vedere, magari proprio girarli verso la camera, così ci inquadrano, vediamo come sono. Adesso così non si vede tanto, però hanno un'origine che è praticamente millenaria e anche abbastanza misteriosa, nel senso che la leggenda vuole che sia stato il dio Tot che ha inventato e ha fatto che ha voluto questi tarocchi, queste carte. Vecchio calciatore della Roma, il dio Tot. Che giocava... Nadia, perché si differenziano dalle carte tradizionali? Oltre ai disegni che ovviamente vedo che richiamano appunto, sono carte egiziane, quindi l'Egitto, però
non ci sono dei numeri, sono solo simboli su queste carte. No, beh, ci sono i numeri sicuramente, perché i tarocchi, allora questi innanzitutto sono i 22 tarocchi, sono gli arcani maggiori. Adesso io ho portato questi per un motivo di tempo, di praticità, eccetera, eccetera. Quindi questi sono i 22 principali. Si differenziano dalle altre, come dicevo, primo perché non sono carte da gioco, secondo perché sono state, diciamo, venivano utilizzate dai sacerdoti solamente per fare dei riti di iniziazione e per vedere quello che sarebbe stato, diciamo, il destino della nazione. Quindi era diverso l'uso assolutamente che se ne faceva rispetto a quelli, diciamo, classici. Quindi comunque per predire il futuro, insomma. Assolutamente, sì, assolutamente. Legato alla loro terra, al loro paese, sì. Bene. Ecco, altra cosa che io ci tengo, ho voluto, perché io e il mio amico Marino ci conosciamo ormai da tanto tempo, sei già venuto qua per altri argomenti, insomma, però esatto, sì, anche più curiosi, insomma, perché insomma tu fai parte del CDR, che è la compagnia di ricerca, però tu hai un vantaggio che ti aiuta anche all'interno della CDR, insomma, per trovare eventuali presenze all'interno di Castelli. Tu sei un sensitivo. Tu senti, cosa senti? Cos'è un sensitivo? Spieghiamolo, perché insomma dicevo un sensitivo. Allacciandomi a quello che mi hai appena detto, sono una calamita. Diciamo che essere sensitivo, per quello che è per me la sensibilità, è percepire quello, come diceva la signora prima, le energie sottili, tutto quello che genera frequenza. Dato che l'energia è ovunque, io sono in grado di poter percepire queste frequenze e avere, diciamo, delle risposte sia a livello visivo che a livello sonoro, che addirittura anche come scrittura automatica. Quindi il mio tipo di sensibilità mi porta a spaziare molto su queste dimensioni, su queste frequenze, e avendo percezioni di tutto quello che bene o male gira attorno nel contesto in cui sono, o nel caso poi, come anche del lavoro che faccio, nella persona stessa. Essere sensibile ti aiuta molto anche a percepire le vibrazioni del corpo, quindi a individuare eventualmente le richieste e le esigenze che il corpo può avere. Tu sei molto in linea su quello che diceva adesso la nostra Floriana, allora, perché credo che ci sia, molta, insomma, sì, può essere, sbaglio? Assolutamente, io ho anche fotografato degli angeli, quindi potrei, sì. Uno quindi, poi spettacolare, proprio nella piena forma ad ali aperte. Però Marino, tu come ti sei scoperto sensitivo? Nel senso che percepivi queste sensazioni, ma come fai a dare poi una forma e definirti poi sensitivo? Come penso quasi tutti, una volta che si è accantonato il discorso di essere dei pazzi, si fa quando la pazzia diventa normalità, come sempre. Incominci a ricercare, incominci a capire, incominci a cercare delle risposte in tutto quello che appunto inizialmente senti, ma non gli dai un valore, non gli dai nessun tipo di, non so perché, di spiegazione, quindi piano piano ti accorgi che c'è molto di più di quello che noi pensiamo nell'invisibile, quindi ricerche, poi lavorare sul campo, quindi è molto importante. Certo. Piano piano ti affini e riesci a capire come e quando fare determinate, perché non è sempre uguale. Dopo approfondiamo un po' quello che diciamo, anche perché io sono curioso di sapere lo stato d'animo del sensitivo, perché il sensitivo, cioè, avverte presenze in continuazione o deve entrare in uno stato di, come si dice, non dico transpo, però nel mio caso sono in grado di fare entrambe. Diciamo che però la fase del farmi entrare, quindi canalizzare, importare l'energia è pesante, perché ti lascia veramente, una volta che hai finito ti lascia veramente a pezzi. Dopo magari ci facciamo con Frida un piccolo esperimento, vedere se ha degli angeli attorno. Non vedo l'ora. Anna Maria Catacchio, appassionata di rune e sistemi mantici. Che cosa sono le rune, i sistemi mantici? Di che cosa stiamo parlando? Dunque, innanzitutto desidero fare una premessa. I sistemi mantici mi hanno sempre appassionato, perché la domanda che mi sono sempre fatta fin da piccolo è perché? Perché le persone si fanno fare i tarocchi, perché le persone fanno leggere i fondi del caffè, perché fanno l'I-Ching o l'I-Ching, dipende. Sì. E da questo è nata il desiderio di capire di cosa si tratta. Certo. E fra le tante cose che ho studiato, esplorato, quindi diversi sistemi, tarot, mi hanno colpito le rune. Perché?
perché è, come dice la parola stessa, runa, la traduzione di questa parola è mistero. Ecco, runa significa mistero. Significa mistero, significa intuizione, significa sussurro. Le rune sono delle pietre? Allora, le rune sono... Nello specifico, giusto per capire, sì. Ecco, facciamole allora, vedere, diciamo, fin dall'antichità l'uomo ha avuto bisogno di sapere cosa c'era domani. Caccerò, riuscirò a mangiare queste, le cose basilari nella vita. Certo. Io adesso ne tiro fuori alcune. Chiediamo ai cameraman se riprendono un attimo. Non so se riescono a vedere. Sì. E quindi noi troviamo nei graffiti delle rocce, sono anche di 12.000 anni fa, questi segni molto semplici, lineari, proprio perché i materiali di cui avevano bisogno queste persone, questi uomini, su cui potevano incidere questi segni, erano pietre, era legno, era osso. Sì. I segni erano molto semplici e rispecchiavano anche delle posizioni che l'uomo prendeva per pregare gli dei. Ok. Ve ne faccio vedere una? Sì, vediamo. Posso? Sì, va bene, velocissimamente una, così dopo nello specifico andiamo nella seconda parte, così insomma lasciamo un po' di... Ecco, che funziona questo è molto benissimo. semplice, è una runa. Sì. Vabbè. È una runa che, se noi la guardiamo, rappresenta un uomo con le mani alzate, che prega, che chiede al cielo un qualcosa. E quella è già una runa. E quella è una runa. Bello, bellissimo. Beh, insomma, visto, è molto interessante. Molto interpretativa, insomma, perché uno può dire... adesso io scrivo malissimo, per carità. Allora, con le mani al cielo invece ci stanno i nostri ragazzi della diffusione sport, perché quando vincono questi qua alzano le mani al cielo, vero? Sono sempre, ogni volta. Allora, noi vinciamo spesso. Quindi... Pasquale, facciamo un po' di storia perché, insomma, per ricordare un po' chi siete voi, da quanti anni esiste la società? Noi abbiamo festeggiato nel 2015 i 10 anni dalla fondazione, quindi sono 12 anni che operiamo su Imola. Dopo sentiamo 12 se porta bene come numero. Sì, ma infatti ho bisogno di un po' di numeri. Una numerologia. E soprattutto noi ci caratterizziamo per un aspetto importante, per un progetto che portiamo avanti da tanto tempo, dal primo momento in cui siamo costituiti, che facciamo praticare attività sportiva gratuita. Nello specifico per un'associazione sportiva è tanta roba. Vabbè, oggi con la penuria di sponsor è veramente difficile, perché la maggior parte delle società sportive basa la loro sopravvivenza sulle quote che fanno pagare alle famiglie. Noi abbiamo trovato e cercato un'altra strada e fino ad oggi, per 12 anni, siamo riusciti a portare avanti questo progetto con un po' di difficoltà sicuramente all'inizio, pian piano però hanno iniziato a conoscerci, hanno iniziato ad apprezzare il lavoro che facciamo e abbiamo trovato sempre più strutture, enti, ti chiedo una cosa, come vi mantenete? Come Noi abbiamo la partecipazione maggiore è data dagli sponsor per quanto riguarda la copertura del bilancio. Noi troviamo una serie di aziende che ci sostengono, ma non sono dei benefattori, perché noi andiamo da queste aziende prima a chiedere cosa possiamo fare per loro. E perché avendo un gruppo di persone abbastanza nutrite, tra genitori, bambine e simpatizzanti, riusciamo a trovare con le varie aziende delle forme di collaborazione, quindi loro sono ben contenti. Quindi i ragazzi non pagano? Non pagano assolutamente nulla. Non pagano faccio una domanda cattiva, non trovi che ci sia magari forse il rischio che venga preso un po' sotto gamba la sportività? Il nostro problema è grande. Perché poi non si spende niente, vado a provare, che vengano a provare perché non si paga niente è meglio, perché così c'è tantissima partecipazione. Noi abbiamo negli anni avuto questa difficoltà, dovevamo far capire che il nostro non era un lavoro fatto gratis e quindi di scarsa qualità. È importante, bravo. Ma abbiamo anche una testimonianza, nel senso che da 2 anni, da 2 edizioni, perché questo è avvenuto nel 2014-15 e poi nel 2016-17, la Federazione Italiana Pallavolo ci ha insignito del certificato di qualità per il settore giovanile. È una grande soddisfazione da parte nostra, perché questo testimonia il buon lavoro che facciamo dal punto di vista qualitativo, perché i valori per poter avere questa certificazione sono valori che riguardano la qualità degli allenamenti, la capacità di sostenersi della società, la capacità. Dove avete la sede, diciamolo? Noi siamo a Via Milana 4A, che è la sede ufficiale. In realtà le nostre sedi sono nelle varie palestre di Imola, dove pratichiamo la nostra attività. Quindi al momento quanti atleti conti? Abbiamo 141 tesserate, più un gruppo di genitori che fa attività il martedì pomeriggio. Allora, mentre i genitori fanno attività, noi dobbiamo fare un po' di attività che fa rima con pubblicità. C'è arrivata, pubblicità, a dopo. Sono preparatissimi.
Eccoci qua di ritorno, e come sempre abbiamo in linea il nostro coach per eccellenza, Marco Antuzzi da Viterbo. Marco, sei in linea con noi? Sì, buonasera. Ciao Marco, ciao, ben ritrovato. Qua stasera siamo in mezzo a sibille cumane, qua abbiamo di tutte e di più, sensitivi, tarocchi, squadra di tutte e di più, qua stasera non ci siamo fatti mancare niente. Okay. Di Ascoltami, che cosa parliamo? Ma sai di cosa parliamo? Quello che fa spessissimo Frida, vero? La supercazzola, non si di solito. Ci abbiamo riso un pochettino noi via internet quando ci siamo sentiti. Non fare così, perché tu non lo sai, ma lui in privato mi manda i messaggi e ti sgrida sempre, mi dice: ma perché è un piacione, ci prova. Maurizio è proprio cattivo, vero Marco? Con me dice il contrario. Marco, no, ci abbiamo scherzato con la supercazzola, perché stasera facciamo una tecnica che è importantissima, che è la tecnica della confusione, vero? Assolutamente sì, è una tecnica molto potente, molto simile all'interruzione di schema che abbiamo già visto. Lasciate che vi spieghi come funziona. Basta utilizzare delle frasi estranee che mandino in confusione la mente cosciente della persona con la quale stiamo parlando, e a questo punto si aprirà una finestra cosiddetta ipnotica, nella quale l'inconscio della persona accetterà gli stimoli che gli diamo successivamente. Quindi facciamo un esempio, riusciamo a farlo? Facciamo parlare Frida, che capiamo al volissimo. Marco, smettila, perché guarda che vengo lì ti picchio se non la smetti, Allora, spieghiamo. È molto semplice, vi lascio una frase già pronta. La frase è: concentrati su quello che non stai pensando. Se voi utilizzate questa frase con una persona, ma lo dovete dire in maniera seria, come se stesse dicendo qualcosa di credibile, non come se dite una barzelletta o una battuta, la persona rimarrà probabilmente spiazzata, perché questa frase, potete capire, è impossibile da seguire. Certo. E in quegli istanti successivi, proprio se vedete che la persona è un pochino scioccata, potete dare la vostra suggestione. Fantastico. E a quel punto noi attacchiamo con la suggestione. Molto molto Conoscevo la tecnica, mi piace tantissimo e la consiglio, perché è veramente molto efficace. Sì, no, adesso scherzi a parte, veramente tecnica molto bella, anche divertente da fare. Una volta che ci abbiamo preso un pochino la mano, insomma, è molto... È vero. Rompe gli schemi a tutti gli effetti. Maurizio lo fai spesso, però, seriamente, nel senso che ti appartiene a livello di comunicazione. Marco, che dire, grazie per i tuoi consigli, e poi ti aspettiamo qua in studio per l'ultima puntata il 26 di maggio, e insomma poi con un bel giochino che facciamo in diretta, vero? Ce l'hai promesso, quindi un po' tutti quanti insieme, Marco, insomma. Qui. Ricordiamo che sei su internet, YouTube, tu tieni i corsi, life coach, ovviamente comunicazione efficace e persuasiva, quindi insomma sei veramente bravo, mi raccomando contattatelo perché funziona davvero, insomma mettiamo in pratica. Marco, grazie mille, un abbraccio, ci vediamo la prossima settimana. Ciao Marco, ciao. Se tu sei d'accordo, possiamo continuare con il Saperla per Sur, se vai di là però. Vado vai di là, tu, perfetto. Dove mi vuoi mandare, ha capito però? tutto, vedi, con la tecnica della supercazzola l'ha data via subito. No, sei cattivissimo. Vai, prego. Floriana, quanto è cattivo Maurizio con me, guarda. C'ho l'angelo di fianco. Io sono un angelo, va là. Allora, vediamo un pochino nel dettaglio, nello specifico le carte. Vediamo se, allora, riuscite a riprendere, mi sposto un po'. Ci sono 4 tipi di carte diverse. Sì, questa sera mi è venuto da prendere queste carte. Sì, il microfono vicino, mi dicono, perché ovviamente non si sente. Questa sera mi è venuto da prendere queste carte, evidentemente gli angeli hanno voluto che io portassi questo tipo di carte, e non a caso 4, che 4 è il numero degli angeli. Ok, ma tu Floriana, come ti sei avvicinata a questa lettura delle carte degli angeli? Beh, io ho iniziato con la lettura dei tarocchi, quindi la mia prima passione sono stati i tarocchi, e poi dopo da cosa nasce cosa è entrata la passione degli angeli, conoscendo appunto persone che trattavano questo argomento, e quindi dopo ho iniziato anche io a studiare e a provare. Cosa mi dici se proviamo a fare un esperimento, insomma una lettura delle carte? Mi dicevi che è molto più lunga, molto più impegnativa, e non abbiamo il tempo. No, esattamente, qui possiamo in questo caso per te facciamo qualcosa. Prendere un consiglio, un messaggio degli angeli per te. Allora, io ti farei scegliere a te il mazzo tra questi 3. In base a quello che ti colpisce di più, perché lì è contenuto un messaggio per te. In base alla ero sicura. Per forza, anch'io. Per quale motivo? A dire il vero, anch'io. Tu sei là, non vedi neanche. No, io ho buono, visto. Dunque, su. Allora, perché eri sicura?
Tu stai già percependo anche... Io ho le mie sensazioni, quindi... Ti ha già visto l'Arcangelo Gabriele dietro, è lì che sta volando. Ognuno ha le proprie sensazioni, quindi a me era venuto questo per te, ma poi si può sempre sbagliare. Grazie, se no non te le riesco. Allora, questo è uno dei primi massi di Doreen Virtue, che è una delle massime esperte mondiali di angeli. Si chiamano appunto la guida degli angeli. Quindi tu hai scelto un messaggio, un mazzo, per avere un messaggio guida. Ok? Il colore viola, quindi il colore della spiritualità, della saggezza. Allora, io ti darei in mano il mazzo. Sì, vediamo un po'. In modo che si impregna della tua energia. E poi quando sei pronta te lo puoi mescolare, le puoi passare una per una, prendi esattamente la carta che senti di volere. Sei brevissima a mescolare, complimenti, nessuno ci riesce. Come mescola lei non mescola nessuno, ma sapevamo, è una rimescolatrice. Io amo particolarmente le carte, le letture delle carte. Poi, sì, però in giornata, Frida, un po' che sembrava, non devi far vedere tutta sera come mescoli, perché... Non mi distrarre, sì. Vedi, Maurizio poi intasa la mia energia. Allora, essendo un messaggio degli angeli, magari in questo momento può non dirti niente, però se ti risuona dentro un qualche cosa o anche solo una parola del messaggio, e dopo ci devo pensare. Esatto. Vediamo. Allora, la domanda è: che cosa desideri? Gli angeli ti chiedono che cosa desideri. Ti dicono: perché guardi me, tesoro? Perché so che stai per fare una brutta battuta, lo so. Guarda me, io ti ringrazio. Per favore. Ti dicono: hai la possibilità di scrivere il tuo copione in base a ciò che desideri veramente, e una volta che avrai deciso nella piena consapevolezza di meritare ciò che chiedi, come per magia tutto si manifesterà nella tua vita. Cioè praticamente ci stanno dicendo: focalizzati su ciò che desideri veramente col cuore, perché quello ti arriverà. Quindi non essere troppo confusa, focalizzati. E non confondere. Direi che non ci poteva essere carta migliore in questo momento. Mamma mia. Che meraviglia. È al settimo cielo, vola fra gli angeli. Anche tu, Anna Maria. Floriana, sono molto contenta. Ma secondo te le rune avrebbero mai detto una roba così a Frida? Ma per favore. Ma se il messaggio è quello che le deve arrivare, arriverà. Arriva. Anche dalle rune? Le rune hanno, diciamo, una storia diversa e hanno, se parliamo di energia, un'energia diversa, diciamo che sono più legate alla vita, al farsi largo nella vita, al percorso delle rune è comunque un percorso che ti aiuta, che ti fa capire dal bambino che sei, come vivi la famiglia, che faccia, che maschera hai ti fa costruire la famiglia, quello che ti circonda, e poi come staccarsi dalla tua maschera per andare dentro di te e trovare la tua essenza, quello che sei veramente. Chi viene da te? Gli consigli tu le rune o è lui che ti chiede le rune? Te li faccio prendere una? Dai, fammi prendere una runa. Una runa. Subito come eccolo qua, guarda. Le mischi con la manina santa. La destra o la sinistra? Sembra la tombola, c'è la tombola. No, ma te ne prendi una, sentiamo come ha fatto lei con la carta, vediamo cosa viene. Vediamo cosa viene. Tanto siamo qui. Questa è decifrabilissima. Dai, allora dimmi. Queste sono due persone che si danno la mano. No? Dico bene, mi sembra una M. Questa è una runa, non so se riuscite a vederla, ve la disegno. No, va bene, stai ferma lì che riusciamo, abbiamo il nostro tecnico che se si sveglia la fa vedere. È una M. Perfetto. È una M di Maurizio? È una M, visto? Te l'ho detto. È una M di Maurizio, ma nel linguaggio delle rune... delle rune? C'ho la suzzazza in bocca. Nel linguaggio delle rune vuol dire riuscire a equilibrare il maschile col femminile. Eccola, quindi ibrido. No, non ibrido. Insomma. La forza della persona per la donna è riuscire ad accettare il proprio maschile, per l'uomo è riuscire ad accettare il proprio femminile, perché fare la persona integra che tu riesci ad essere veramente una persona. Quindi io cosa devo fare? Il percorso runare chieditelo. Quindi devo essere un po' donna? Sì. Frida, bene, Maurizio. mentre la nostra Anna Maria gentilmente si accomoda là oltre per prepararci in un altro esperimento. Io intanto vorrei chiedere. Io mi sento tanto donna, ma mi sento tanto bene anche qua vicino, non lo so per quale motivo. Allora, prego. Giampaolo, visto che stavamo parlando un pochino anche appunto del tema natale, che cos'è il tema natale di una persona? Il tema natale non è nient'altro che un calcolo che viene fatto nel momento della nascita. Uno nasce a una determinata ora, al Sole in un determinato posto, Urano, Marte, Giove, in
in diverse posizioni dello zodiaco, e quello è il tema natale. Nel momento di nascita tutti quanti abbiamo un tema natale che è come una mappa storica di quello che astrologicamente noi siamo. Quindi tu vedi realmente allora, chi è la persona, perché hai tutti i suoi riferimenti, quindi anno, luogo, vedi il suo carattere anche, giusto? Vedi un pochino anche Ci sono tante cose, sì, certo. Ecco, quanto è importante scoprire, andare a vedere il tema natale per definire poi un oroscopo, tradotto in maniera proprio... Ma dipende dalle domande della persona, perché una persona può fare determinate richieste, ci sono molte funzionalità in questa cosa, soprattutto c'è una ricerca dietro per dare una posizione all'astrologia che è assolutamente dimensionale. E Giampaolo, nello specifico tu mi avevi fatto il tema natale, Maurizio in puntata, e a me poi me l'avevi fatto a parte, e effettivamente io ti avevo chiesto appunto delle conferme per il 2017 che si sono poi insomma anche proprio verificate, quindi posso dire che è vero, nel senso se uno fa una domanda specifica lo riesce a verificare, giusto? Sì. Quindi, non direttamente dal tema natale, ma da delle sovrapposizioni che possono essere le rivoluzioni solari, nello stesso tempo con un altro calcolo sono i transiti, e diversamente ancora con un calcolo trigonometrico sono le direzioni. quindi tu ovviamente vai a vedere tutto, quindi direzioni, vado transiti. a vedere queste 3 esposizioni di una persona perché completano il tema che in base alle richieste che mi ha fatto devo dare un sunto e devo dare una risposta. Un esito anche. Sì. Ma Marino, dimmi un po', tu sei molto distante da quello che dice No, abitano circa 10 Giampaolo. km, non sono lontanissimo. Dai, no? smettila. Sono di Forlì, Nel senso Meldola. che tu, essendo sensitivo, percepisci delle cose e senza appunto fare dei calcoli. No, non è esattamente la stessa cosa, però diciamo che le percezioni che posso avere anch'io si spostano nello spazio, si spostano anche nell'universo, quindi solo sotto questi, dal mio punto di vista, sotto questi aspetti qui mi può unire molto al lavoro di Giampaolo, però sono proprio Marino, due cosa tipologie di vedi? cose diverse. Prendi per mano Frida e vediamo cosa senti di Frida, se riusciamo a percepire qualcosa in questo momento. Sicuramente si è tolto un peso di dosso, sicuramente sta cercando di realizzare quelle cose che non è mai riuscita, che ha sempre visto da lontano, ha cercato di avvicinarsi ma gli sono sempre sfuggite all'ultimo momento. Togliendosi questo peso di dosso la avvicina un pochino di più a quello che è il suo traguardo, che ancora non è esattamente quello, anche perché adesso deve fare delle cose importanti, quindi deve un attimino dare priorità. Aspetta, non è un orgasmo, Dai! no, se sentono da casa no, è che è in concentrazione perché si è sentito un... Non rovinare il mio momento. Sì, adesso almeno deve passare altri quei 5-6 mesi prima di cominciare a ridecidere un attimino che vuole fare della sua vita professionale. Adesso ha altre cose che deve ben pianificare. Mi devo sposare, quindi sapete com'è, insomma ho un po' di impegni. Mi piacerebbe sentire la sensazione del futuro marito. Com'è? Se è la stessa o se... Diciamo che ti manca ancora un qualcosa per poter realizzare, ti mancano forse le persone giuste, che sicuramente non è Maurizio. Infatti, anche secondo me. Grazie questa Marino, ti adoro. È l'unica ti adoro. previsione positiva che mi hanno fatto stasera, a parte insomma. Gabriella, i numeri. Mamma mia, che meraviglia. Perché li avevano, tu sei preparatissima in tutto, perché li avevano vietati al tempo di Archimede questi numeri? Li avevano al tempo di Pitagora, li avevano di vietati. Pitagora, che Archimede è venuto prima di Pitagora. Perché comunque... C'era anche Super Pippo, mi ricordo io, a quell'epoca, e poi è venuto Topolino, che era più piccolo naturalmente. Ma perché vietati? Perché avendo una visuale di tutta la persona che hai davanti, tu lo puoi usare nel negativo o nel positivo. Allora, c'è molta attenzione da fare su questo, perché bisogna conoscere veramente la persona, e da un certo lato non è stata una brutta cosa. La cosa invece che è stata vietata assolutamente, c'era addirittura dovevano andare a cedere a questa
scienza, chiamata scienza, solo i più dotti, solo proprio i più bravi potevano accedere a questa filosofia, a questa scienza, perché proprio avevi in pugno, praticamente in mano la persona. È stata vietata a tutti, tranne che naturalmente ai potenti, perché i potenti l'hanno sempre usata e continuano ad usarla. Certo. Tant'è vero che è arrivata a noi. Cioè, quindi io ho cominciato per esempio negli anni '80, che neanche se ne parlava. Culturalmente nella mia famiglia, nel giro di persone che c'era, cioè avevano sempre avuto una gran paura, non erano neanche cose da poter pensare ai tarocchi, per esempio. Certo. Però mi sono trovata in un certo momento della mia vita, verso gli anni '80, che il numero era sempre più presente nella mia vita, ma nel lavoro stesso che facevo, quindi dovevo sminuzzare sempre di più il mio lavoro. Gabriella, quelli che vengono da te, chi viene da te, cosa cioè io sinceramente mi chiedo, vado da un numerologo, giusto? Cosa ti chiede? Io non chiedo niente, non voglio sapere niente e parlo prima io. Ah, parli prima tu. Prima espongo. Su cosa ti basi? Mi baso sul nome e cognome e data di nascita. Maurizio, naturalmente più numeri che ci possono essere meglio è, cioè più dati mi possono dare, perché Pitagora poi non ha fatto soltanto questo abbinato. Ha fatto anche il teorema, ha avuto altre cose da fare. Abbinato, quindi, cioè ha considerato proprio la persona nel suo arco di vita, no? Quindi noi siamo praticamente da 0 a 7 anni, da 0 che non facciamo niente, abbiamo la vita biologica praticamente che di 7 anni in 7 anni ha degli step molto grandi. Certo. Da 0 anni sei piccolissima, a 7 anni vai già a scuola, ma a 9 anni hai già l'esperienza della scuola. Quindi ci sono degli step che vanno veramente di 7 in 7 per gli anni biologici, quindi 7 anni, 14 anni sei già autonoma, sai già scrivere, leggere, sai già tante cose. Dai 14 ai 16 anni Pitagora consigliava di essere fermi con la scuola e di mettere in pratica subito. Una volta c'erano gli apprendisti, no? Il garzone di bottega che imparava subito nel lavoro, metteva in pratica. Certo. Poi 18 anni, i 21 anni arrivavi alla maggiore età. 7 per 3, 21. Quindi questi cicli 21, di 7 sono... 42, faccio un grande salto, dai 21 ai 42 anni era il momento del fuoco, perché anche qui tutti gli elementi poi ci sta tutto, cioè è tutto collegato, no? Che sono i momenti del fuoco. È complessissima questa cosa. Famiglia, lavoro, carriera, figli, cioè tutto. Quindi arrivi a questi 42 anni di logica, che possono essere 42, 45, insomma attorno a questi anni, che cominci a fare una riflessione su te stessa. Ecco che allora prendi in mano proprio quella vita che praticamente non hai ancora fatto. Ma Gabriella, allora, io cosa mi dici Maurizio, se facciamo una prova con Milena? Non so, si può fare una prova? Vai a chiederlo a Milena se ha piacere di fare una prova con... Intanto che gli dai la tua data, i tuoi numeri, poi glieli leggi dopo, che dici? Io in diretta vi faccio soltanto l'esempio di quello e degli intrecci che si possono succedere. No, ti stavo spiegando, proprio perché siamo in diretta, che non abbiamo 4 giorni, nel senso che ti dai i numeri, li elabori e poi ce li racconti, ok? Facciamo così, d'accordo? Ok, bene. Allora, intanto Nadia, i tarocchi egiziani, che cos'è che ci dicono? Funziona un pochino come le carte degli angeli? Lo devo parlare? No, nei tarocchi egiziani diciamo che ci sono delle risposte molto precise, cioè i tarocchi adesso, soprattutto gli arcani minori, ovviamente usando arcani maggiori e arcani minori, il mazzo complessivo è di 78 carte, si riescono ad ottenere, ad avere dei particolari molto, molto chiari, molto espliciti, insomma. Ma si può fare una domanda quando... Certo. La domanda deve essere precisa. Fai una domanda. Sì, so che tu vuoi fare una domanda. Grazie Maurizio, stasera... ti adoro. Allora, la domanda è, riuscirò a realizzare il progetto a cui sto pensando? Rimescola, visto che sei... Sì, aspetta che appoggio qua. Visto che sono esperta di carte, tarocchi. Maurizio, prossimo anno verrò qui anch'io a fare a mescolare, esatto. No, proprio fare anche i tarocchi, ok, per la mescolare. No, aspetta, mi alzi il mazzo.
Cioè, alza il mazzo e questa parte, insomma. No, vai, mettilo a posto. O le sai fare le cose o non le sai fare, perché sennò qua... Nadia, lui mi mette ansia, vai via, uffa. Vuoi fare i tarocchi, vuoi fare... Okay. Stai buono. Adesso ti faccio scegliere 3 carte, dai, prendiamo 3 carte. Dobbiamo sbrigarci, che sennò ci Sì, esatto. facciamo prestissimo. 1, 2 e 3. Beh, fino a 3 sappiamo che sai contare, quindi... Io li appoggio qua. Riusciamo a vedere qualcosa anche da... Devo girarle? Sì. No, guarda perché per me è un attimo... Ecco, ok. Esatto. Allora, sono carte molto belle. Eccolo, vedi? Quindi la prima assolutamente è una carta di vittoria, di successo. Quello che si vede qui, perché poi le carte egizie dicono tante cose, fra la simbologia e tutto, cioè veramente sono molto dettagliate. In questo caso vedi c'è questo re che è su un carro, il carro rappresenta quella che è la volontà. Okay. Quindi la volontà ti porta sicuramente la determinazione al successo. Okay. In questo caso qui in mezzo invece abbiamo una carta che è una carta di diciamo di tentennamenti, di paure, di insicurezze, no? Certo. Questa persona, vediamo, una bisaccia, la bisaccia contiene tutti gli errori che sono stati fatti nella vita, le cose che non sono andate in porto e comunque ci sono cose che ci fanno magari paura e che non ci fanno essere sicuri. Però l'ultima carta è una carta di felicità, ma una carta di felicità è proprio il sole, vedi? È una carta che prevede proprio la felicità in senso proprio di sentimento, quindi di amore, di fedeltà. È una carta particolare e quindi in questo caso non so esattamente il tuo progetto a cosa quindi si riferisce. Quindi qua stavano suggerendo, scusa Nadia, che se vuole la felicità non deve portare avanti il matrimonio, ma vero? Diceva giustamente Pasquale. Le carte Pasquale, smettila subito. Pasquale, insomma. No, Nadia, grazie perché sono grazie molto perché contenta. Tutte queste cose gratuite lei non gli era mai capitato, le paga di solito, quindi stasera ne approfitta la nostra amica Frida. Le pago, è vero, tutte queste marchettone. Grazie. Allora Pasquale, qui dicevi prima che coinvolgiamo anche i genitori, perché insomma è un progetto che insomma coinvolgiamo un po' anche insomma chi è all'esterno, quindi che ha un ruolo da genitore, e qui abbiamo a fianco invece un genitore che ti occupi di arbitro, di segnapunti, di questo, vero? Mi dicevi? Certo, siccome la società chiaramente ha bisogno in qualche modo dell'aiuto di tutti, i genitori si danno da fare, io in particolare faccio l'arbitro, non è che proprio sia particolarmente incline a questo ruolo, però me l'ha chiesto. Lo fai volentieri, insomma, si vede l'entusiasmo con cui vengono soprattutto coinvolti. Perché è un arbitro internazionale. Soprattutto perché arbitro delle bimbe che hanno al massimo 14 anni e quindi è una funzione educativa. Questa funzione educativa per me è molto importante. Credo che per un genitore, adesso a parte insomma, a cazzeggiare come facciamo sempre noi, penso che sia importante che insomma, si sia dietro anche i genitori, insomma, siamo dietro alla squadra, insomma, i genitori fanno parte di un progetto, quindi si trasferisce anche ai ragazzini, poi di conseguenza insomma, il far parte di una squadra, no? Credo che sia importante per il genitore, vero? Dai, assolutamente. E anche per i ragazzi. No, ma per noi è importantissima la partecipazione dei genitori per quanto riguarda l'aiuto e la collaborazione, ma anche dal punto di vista educativo, perché comunque ci aiutano in questo percorso. Non dimentichiamo che i genitori a noi società sportive affidano le loro bambine, perché noi stiamo parlando di bambine e di ragazzine che hanno dai 12 ai 16-17 anni, e quindi noi occupiamo una piccola parte, ma comunque una parte importante del loro percorso educativo, e se qualche genitore ci accompagna è chiaro che siamo ben contenti di poter condividere con loro e con le loro esperienze la capacità di portare avanti questo progetto. Pasquale, ti faccio una domanda, ma queste pettegole qua dietro, che è tutto, che mentre stai parlando... Stanno parlando male di te, Maurizio. È una cosa incredibile, sono pazzesche, tutte donne. E invece è una cosa bellissima, quando vedi tutte queste bimbe, i loro giochini... Sembra una pentola a pressione, che parlano, è vero? Ti posso garantire che è un'esperienza bellissima, rapporti e relazioni che si creano con le famiglie, con i genitori e soprattutto con le bambine, che le vedi crescere da quando avevano 12 anni e te le ritrovi adesso che stanno per festeggiare il loro 18° compleanno. Porca miseria, sono davvero bello, viste crescere. Allora, dicevamo prima progetto importante. Sì, che abbiamo presentato ieri. Siamo la prima società sportiva a Imola, probabilmente nella provincia di Bologna, che ha presentato questo progetto, questo bilancio sociale. Infatti noi, operando sul territorio, operando nel mondo sportivo, che chiaramente è un'attività che si è indirizzata verso la parte agonistica, ma sicuramente è anche un aspetto... No, vai pure avanti, tanto è difficile. Non ti stanno cagando pari queste cose.
È vero ragazzi, l'unica serie, questa è dietro, serissima, che poi... Quindi dicevo che essendo un percorso non solo agonistico ma anche educativo, abbiamo deciso di mettere su carta e di presentare quello che è il nostro bilancio sociale, quindi la nostra partecipazione, la nostra fotografia su quello che facciamo sul territorio. L'abbiamo presentato ieri, infatti stamattina sui giornali hanno riportato un resoconto di quell'incontro che c'è stato, e in questo bilancio sociale noi mettiamo tutti i nostri numeri, oltre chiaramente a raccontare chi siamo, qual è la nostra mission, quali sono le politiche che portiamo avanti per attuare il nostro progetto, ma anche quali sono i numeri, i tesserati, le partite disputate, e soprattutto abbiamo fatto un calcolo che è fondamentale in tutto questo, che poi ha un po' valorizzato il lavoro che abbiamo fatto. In tutti questi anni abbiamo calcolato che circa 1 migliaio di bambine sono passate per diffusione sport, considerando che in media per fare attività sportiva spendono sui 300-350 euro all'anno, noi abbiamo fatto risparmiare alle famiglie circa 350.000 euro, quindi credo che sia una cifra complimenti. Non da poco. Questo è un bel messaggio, bravissimi, complimenti. Allora, finché ci spostiamo da Frida, vieni qua te che ridevi prima, guarda Frida, guarda. Stacca, guarda. Lei rideva prima, lei stava ridendo. Guarda, questo rideva. Frida, sei pronta col pendolino? Che questa ride, perfetto. Stiamo già facendo un po' di prove noi. Allora, mi sto mettendo in contatto con il pendolo, vero? Spieghiamo che cosa stiamo facendo, perché comunque il pendolo deve capire chi sono, giusto? Mi devo presentare a lui. Esattamente. Ok. Quindi gli sto dicendo che vorrei realizzare un progetto lavorativo a livello personale, quindi in autonomia, e vediamo se riuscirò in questo intento. Arrivano notizie per te. Prima un'impresa, un impegno da condurre a termine. Piccoli avvisi per il tuo progetto di realizzazione. Hai la capacità di tenere fisso lo sguardo all'orizzonte e camminare lungo il sentiero. Ascolta le sensazioni che ti arrivano dal cuore. Puoi avere successo se sei capace di desiderare forte. Energia positiva. Continua a pensarti così, non lasciarti prendere dallo sconforto, non è parte di te. Ok. Andiamo avanti. Sì? Mi sono preso un po' di paura. Smettila. Mi ho spaventato un pochettino. Tu... Ma chi? Dai, smettila. Tu queste cose che mi hai detto... Ma chi ti ha portato? Dai, smettila. Queste cose che mi hai detto... No. Vedevo che eri molto concentrata, quindi le senti e quindi... Allora, le cose che ti dico, la concentrazione è perché c'è sempre una parte della tua mente razionale che ti vuol far dire le cose che vuole lei. Ok. Quindi io devo lasciare in un cantone quella parte lì. In un angolo. Sì, la metto in castigo. Cantone. La metto in castigo? La metto in castigo e cerco di far uscire quello che arriva che non è mio, Quindi sono cose che... Leggeva quasi a tempo. Sì. Esci, mantieni questa cosa. Ma io non lo vedo più, dopo io non lo vedo. Sì, dopo lui parte io non lo vedo più. È meraviglioso. Hai posto l'ardua sentenza a sapere, è meraviglioso, si sente da Dai. Dio. L'effetto pendolino, che fra un po' anche a casa l'effetto pendolino. Il pendolino si usa anche per scaricare su una delle tensioni, scarica. Sì, tu sei molto Quindi tesa. una persona allora viene da te, ti fa questa domanda, tu riesci a dargli entro quanto tempo si verifica? No, giusto per così? Guarda, non lo so. Non si sa, non è dato sapersi. Il tempo è una cosa che è difficile da definire, perché dipende anche dalle decisioni, da come ti muovi.
Allora, Ok. alzati Frida, se ce la fai a camminare, perché ci avviciniamo qui, perché non mi toccare perché sei quasi un po' pendolina mi trasmetti stasera. un po' di No, mi trasmetti un po' di pendolismo. Energia positiva. Pendolismo. Allora, abbiamo pochissimi secondi perché fra un po' c'è il telegiornale. Non mi stai un po' appoggiando, ho capito. Abbiamo pochissimi secondi. Che tesoro, vedi? C'è il telegiornale regionale, poi ritorniamo perché c'è Milena che non vede l'ora di cantare col dente così che gli sta crescendo, e noi ci vediamo subito dopo al TG. Facile, comoda. Eccoci qua di ritorno dopo il momento dedicato al pendolino, che c'è ancora Frida che sta girando per lo studio, sta vagando con questo pendolino che lei sogna, e come a casa ci hanno scritto per quale motivo non ha ancora cantato la Milena, e allora siamo qua stasera. Esatto. Perché tu stasera non puoi cantare, vero? No, non è che non... Non potresti, insomma, l'abbiamo detto prima giocando, ma in effetti è vero, però faremo di meglio, vero? Sì, esatto, perché mandiamo in onda il videoclip e video cover di Ain't No Sunshine. Ain't No Sunshine, video cover diretto da Davide Stefani. Lo diciamo giustamente, quindi noi ci rivediamo subito. Assolutamente, e quindi il video della nostra Milena Mingotti per voi a casa. The next song is called Ain't No Sunshine. Ain't no sunshine when she's gone. It's not a home when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, I know, I know, I know, I know, yeah, yeah, I know, I know, I know, I know, yeah, I know, I know, I know. Hey, I'd leave your thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away. Eccolo qua il video della nostra Milena, brava, bella, bravissima, complimenti veramente. Milena, avvicinati perché vogliamo sentire perché la nostra Gabriella ti ha praticamente fatto questa mappa numerica, quindi vogliamo dare, non diciamo tutto perché so che tu ti hai già comunicato. Io adesso mi alzo in piedi e vi illustro quello che ho fatto. Perfetto, puoi passare, sì, ti ha già raccontato tutto.
quindi a lei ho già detto un po' di cose. Perfetto, così. velocemente Gabriella, perché dobbiamo siamo nei saluti conclusivi. Che cosa ho sviscerato? Le consonanti dalle vocali. Perfetto. E quindi la vocale mi dà un numero, la consonante me ne dà un altro. Quindi in questo intanto preciso che ogni numero messo in queste condizioni mi dà una frequenza diversa dalla vocale alla consonante, ma ogni numero è come se avesse attorno a sé un cerchio, perché io lo vedo sempre a 360 gradi. Perfetto. Che sono le nostre percezioni, no? Queste però, la vocale si intreccia con la consonante. Il nome si incrocia con tutte le consonanti naturalmente del nome e cognome. Non fa una piega, certo. Quindi, cioè, l'intreccio mi può andare in diagonale come in verticale, così come in orizzontale. Naturalmente mi dà delle somme. Queste somme sono... Cominci a capire perché l'avevano vietato ai tempi di Pitagora. No, qualcosa mi sta tornando. No, ma prego, vai pure avanti, ti do 30 secondi per concludere. Cioè, ecco, allora, che cosa io desidero? Che cosa io manifesto di desiderio agli altri? La prima parte è quello che io manifesto agli altri. La seconda parte che ho fatto è la mia interiorità. Io dico mia per dire quella di lei, no? Noi. Quindi, la vocale con la consonante mi dà un totale che mi dice quella io appoggio la mia personalità. Perfetto. Le mie capacità. Tradotto, se no ci tagliano. Sono le capacità e la personalità. Che di capacità ne ha tante. Ascolta Gabriella, diamo un consiglio a casa, perché sennò non ce la facciamo salutare tutti, perché è importante la numerologia, tu me lo dicevi prima, perché far sapere magari a casa, magari conoscere meglio, a volte siamo convinti di conoscere i figli, hai visto come sono stati curiosi i ragazzi e questo mi è molto piaciuto. Perfetto, i ragazzi perché effettivamente la famiglia di che cosa si compone? Si compone di persone estranee a se stesse e di conseguenza il figlio, che è il frutto, dovrebbe essere il frutto di un amore, di una famiglia, la prima società che un essere Gabriella, umano incontra. Dobbiamo stringere. L'intenzione del figlio è quello che i genitori consigliano sui talenti dei figli e non sulle volontà. Perfetto, la numerologia ci insegna questo, vero? Ci dà un'opportunità di conoscere i nostri figli. Ci si può mettere in contatto con te, perché tu a breve sarai in una fiera importantissima, vero? Il Conacrace di Modena. Il Conacrace di Modena, ok, qui va 9, 10 e 11 giugno. Ok, quindi là ti possono trovare, là ti puoi sfogare, sbizzarrire con la numerologia e non solo. Grazie, scusa la fretta, ma purtroppo, per fortuna siamo in tanti e allora concludiamo con i nostri amici della pallavolo, perché avete fatto un almanacco bellissimo con tutte quante le ragazze che fanno parte gruppi, tutte le squadre. Perfetto, diamo gli appuntamenti estivi, che dici? Sì, noi abbiamo il nostro campo estivo che partirà subito dopo la fine della scuola per 4 settimane. E saremo alla palestra Marconi, utilizziamo quella palestra, poi andremo anche una volta in piscina e per qualsiasi informazione Diffusione Sport c'è il sito diffusionesport.it. Perfetto, ma conosciamo coloro che hanno bisbigliato tutta sera? Martina Monducci, Timoncini Caterina, e vorrei salutare Rita e Mario, i nostri allenatori. È la nipote di Gabriella questa. Toselli Federica, Alessia e Poli. Fate qualcosa anche voi? Farrucci. Zardi Sonia, Alessandra Lipari, Chiara Nunnari. No, tu sei sempre quello di prima, che devo fare, no? Pasini Deborah, Giulia Dall'Ossi, Silvia Poletti, mi giro. Mazzini Kay, Martina Fabiano, Virginia De Maio, Alessandra Poletti. Eccoli qua i ragazzi della Diffusione Sport, bravissimi. Frida, a te l'onore dei tuoi angioletti. Allora, Floriana, ricordiamo a casa che tu hai anche un'associazione che tiene dei corsi. Esatto, consulti, corsi ed eventi. Perfetto, quindi dove si trova? Così magari possono anche venire a trovarti. Sì, a Bologna, in via Molise, ho un sito www.associazionelaviadeitarocchi.it e la pagina Facebook Associazione La Via dei Tarocchi. Perfetto, ti ringraziamo, grazie per essere stata qui. È stato interessantissimo. Interessantissimo, sì. Giampaolo Tagliaferri, ricordiamo l'importanza delle, abbiamo detto, delle evoluzioni solari. Rivoluzioni solari. Sì. Brevemente ricordiamo a casa perché dobbiamo farle. Perché la scienza e la ricerca sono solo una perversione se non si ha come fine ultimo il miglioramento dell'umanità. Questo è Nikola Tesla, ma io aggiungerei: non c'è limite
al benessere, c'è limite al malessere. Hai ragione Giampaolo. E io ricorderei anche tutti i tuoi contatti, perché tu hai un sito che è www.astrosapiens.com, ma è in evoluzione, lo sta sto modificando, sì. Esatto, e poi ovviamente su Facebook tu sei sempre reperibile con Giampaolo Tagliaferri. Esatto. Tutto attaccato. Grazie Giampaolo. Grazie Giampaolo. Salutiamo la tua bimba che hai portato stasera, perché è stata qua bravissima. Sì, è straordinaria, è stellerica. È brava, entra qua, così ci facciamo vedere che sei stata in piedi tutta sera. Pensate, non ha fatto neanche un goccio di pipì, un'ora che sta ferma, è veramente incredibile, ha una tenuta. Come si chiama la tua bimba? Diglielo. È Stellerica Tagliaferri. Oh tesoro. Stellerica, bravissima. Un'altra piccola, anche lei piccola astrologa, che dici Paolo? Sì, viene in scia, prende comunicazione da quello che io faccio in casa e nello stesso tempo è assolutamente aspirata. Sarà più di così, insomma, che dire. Sì. Bene, allora Marino, siamo qua. Sensitivo, quanto è importante magari venire da te per un consulto di questo tipo, e quali sono i benefici? Sempre abbastanza breve. Sempre per come sviluppo io la mia sensibilità, è un conto se devo fare effettivamente delle percezioni in un contesto, ma sulle persone aiuta molto, perché c'è un riequilibrio delle energie, quindi riesco a capire bene o male dov'è il malessere, dov'è il problema nel corpo della persona, interagire su quella parte di corpo che ne ha bisogno, quindi riequilibrare prima tutto quello che è l'energia del corpo, ma poi risanare anche eventualmente il problema che può essere muscolare o altro. Quindi non solo insomma un discorso mentale, ma io proprio ti posso chiedere una cosa? Dimmi. L'avevamo accennato prima, ma tu per accorgerti se c'è qualcuno a fianco a noi oppure qualcosa di una persona, devi entrare in uno stato particolare, oppure comunque vivi la tua vita col terrore di avere percezioni costantemente? No, perché è una cosa massacrante se è così. Sì, no, conosco persone che veramente sono massacrati da questa cosa. No, io ho la fortuna che riesco a attaccare quando voglio, quindi decido io se sentire, se non sentire. Oddio, non sempre, però diciamo che non sono di quelli che giorno e notte vivono con queste percezioni. Decido io, poi quando arrivano molto forti, perché magari non sono predisposto, non è proprio il momento, se arrivano molto forti capisco che c'è una necessità di interagire con loro, perché c'è un'informazione, diciamo così, che vogliono comunicarti, o per te o per la persona che è vicino o per un qualsiasi altro, e quindi diventano più, diciamo, non aggressivi ma più forti, quindi la percezione ti arriva anche se io non sono collegato. Si manifesta. Assolutamente. Allora Marino, ricordiamo anche i tuoi contatti, tu sei su Facebook come Marino Fantuzzi CDR, poi la mail per contattarti eventualmente qual è? info@marinofantuzzi.it. Perfetto, grazie. Grazie Nadia Fabbri. Allora abbiamo visto i tarocchi egiziani, io vorrei soffermarmi sul discorso che facevamo prima. Tu fai tarocchi egiziani per passione, quindi è molto importante anche dire a casa che la passione deve smuovere, deve spingere anche in questo, vero? Sì, assolutamente, per me è una bellissima passione che ho scoperto, io sono appassionata in generale di storia e quindi andando a vedere, andando a studiare alcune cose sono finita in questo mondo che mi ha affascinato tantissimo, mi ha incuriosito tantissimo, c'è tantissimo da imparare però è molto bello e molto affascinante. Beh, direi insomma. Quindi, assolutamente. Soprattutto perché nuovi un po', insomma, mai non sapevo che esistessero anche i tarocchi. E Nadia Fabbri la trovate ovviamente sempre su Facebook come Nadia Fabbri CDR. Grazie mille Nadia. Grazie. Vogliamo fare un saluto perché è importantissimo, noi eravamo messi d'accordo perché avremo la fortuna di avere in prossima edizione un personaggio che è stato un po' il mentore di tante persone che sono qui con noi stasera, ma non solo, che è appunto Ernesto Fazzioli. Lo salutiamo, non so se chiamarlo professore, dottore, insomma lui ha capito se ci guarda, insomma, e lo aspettiamo alla prossima edizione perché lui è veramente un esperto di tarocchi a tutti gli effetti, vero? Eh sì, poi Grazie, salutiamo Ernesto. anche Anna Maria Catacchi, la ringraziamo, abbiamo parlato delle rune, dei sistemi mantici, del pendolino, insomma. Grazie perché questa è stata anche un'esperienza nuova per Solo per te, tutti però voi. carina, sì, molto no, di bella, fatto un po' molto bella. Grazie mille, complimenti. Anche la nostra Anna Maria comunque non ha uno studio tutto quanto sua, quindi è una passione, tra virgolette, insomma, che comunque, insomma, forse quando vengono fuori dalla passione, non so se sbaglio, quando viene fuori dal cuore è ancora più efficace perché lo fate
col cuore, tra virgolette, e quindi non c'è business dietro, quindi insomma complimenti, insomma via. Brava. Maurizio, specifichiamo e poi ci teniamo tantissimo a dire a casa che qui non c'era nulla di preparato, perché adesso scherzando e ridendo, però noi ci teniamo tantissimo perché importante perché esatto, è stato tutto un po' improvvisato stasera, quindi ecco la cosa che devo dire, che ci crediate o no, a noi non interessa, insomma questa è una decisione, il libero arbitrio di ciascuno di voi, di noi, di tutti, però collegando tutti quanti i nostri amici questa sera, comunque insomma ritorna tutto quello che è stato un po' insomma il percorso. Anche le rune hanno detto la cosa. Ringraziamo tutti quanti, ci vediamo la prossima settimana e parleremo di diritti dei consumatori. Sì, mi raccomando le repliche.